Al Martelli ci sono oltre 2000 spettatori, la giornata è primaverile. Mister Sabatini in emergenza conferma il centrocampo con Giglioli, Uliano e Schiavini, con Cavagna titolare nel tridente insieme a Floriano e De Respinis. Parte subito in avanti il Mantova con Floriano che conclude ma Cincilla risponde. Passano 8 minuti e l'arbitro commette il primo di tanti errori. Da un cross di Cardine Floriano è pronto per l'impatto di testa ma viene clamorosamente atterrato da Dobati. Tutto regolare. Il Renate reagisce e da una punizione Festa respinge su Chimenti. Gli avversari ci riprovano al 19esimo con Mucchetti e successivamente con Spampatti. Si arriva al 38esimo quando Dobati non centra la porta. Si arriva poi al 39esimo quando Floriano, pescato in contropiede, si libera in velocità per servire Cavagna che non fallisce il colpo infilando l'estremo difensore Brianzolo. La ripresa è un'autentica battaglia. Al sesto Giglioli conclude a lato da buona posizione e dal 20esimo Olivi perde la testa e colpisce in pieno volto Florian. Il guardalinea è in linea e lo vede. Cartellino rosso e Mantova in 10. Il Renate si riversa in avanti. Al 29esimo Mucchetti si vede respingere la sua conclusione da Festa. Al 36esimo Schiavini si prende 2 punti in fronte per un contrasto aereo. Al 42esimo Floriano ruba palla, si riversa verso il portiere che viene dribblato ma la mira è sbagliata. Al 47esimo Baldo commette fallo su Zanetti e viene espulso, e dopo 6 minuti di recupero il Fortino tiene tra il tripudio del Martelli. Sì, è stata partita vera, calcio vero, i rumori da stadio vero. Vi ricordate alla prima partita in casa, no? Avevo parlato di rumori. Oggi la curva a te ha ricordato veramente quella di altri tempi, di altre categorie.